Con un banalissimo buonasera è cominciato il pontificato più stupefacente che la Chiesa Cattolica abbia mai annoverato nei suoi 2000 anni di vita, e che non si trattasse di un banale saluto lo si è capito dopo qualche giorno. In queste ore i media stanno diffondendo il bilancio di quello che ha fatto Papa Bergoglio da quando si è insediato, e c'è spazio anche per il Veneto. Le sue telefonate, ormai innumerevoli, che lui sceglie di fare perché dice "mi piace fare il prete", sono una consuetudine ormai anche nella nostra regione. Soltanto nel settembre scorso ne sono arrivate due, una a Verona indirizzata ad un parroco, don Renzo Rocca, che gli ha offerto la sua R4 e lui lo ha ricevuto a Roma ed è salito sull'auto, almeno per una volta. Pochi giorni dopo ha chiamato a Padova Stefano Canizza, studente di ingegneria di 19 anni. Gli aveva mandato una lettera per chiedergli di parlare e lui ha accettato. Al telefono gli ha detto "sono il Papa, diamoci del tu". E se non telefona scrive o manda denaro, come è accaduto il 12 ottobre, poche settimane dopo, ad un'anziana di Marghera che era stata derubata in autobus mentre andava ad accudire il marito all'ospedale dell'Angelo. Le è arrivato un assegno da 200 euro. Non solo contatti, ma anche nomine venete ha fatto cardinale il padovano Francesco Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni XXIII, e si sta facendo aiutare da un vicentino per cambiare il Vaticano, ossia dal nuovo segretario di Stato Paolo Parolin, con una grande carriera diplomatica alle spalle. Tanti cambiamenti nelle relazioni e si sperava una svolta anche nel pagamento delle tasse sugli immobili della Chiesa, ma è di oggi la notizia che il governo ha fatto retromarcia e ha concesso di nuovo le esenzioni nel passaggio dall'ICI alla Tasi al Vaticano. Forse il Papa ha telefonato anche a Renzi.